Sciopero di 8 ore oggi su tutti i turni alle acciaierie Pittini di Verona dopo l'esplosione in un forno che ieri ha ferito 4 operai. Davanti ai cancelli una manifestazione per chiedere maggiore sicurezza sul lavoro. Davide Piriocos, vediamo. Bene gli investimenti, ma il gruppo Pittini deve capire che i lavoratori sono sotto stress e temono per la loro incolumità. Nel reparto fonderia delle acciaierie di Verona è stata totale l'adesione allo sciopero proclamato dopo l'incidente di lunedì, quando l'esplosione di un forno ha ferito 4 operai. Sono mesi che si va avanti a avvisare la direzione di un sacco di problematiche, sia dell'atteggiamento di alcuni preposti, sia delle condizioni del caldo, del microclima, delle aspirazioni, dei fumi e di alcune condizioni a volte di emergenza in cui sono costretti a lavorare gli operai. Oggi noi quello che registriamo è proprio questo, l'aumento dei ritmi e dei tempi di produzione, perché devono ovviamente rispondere a certe logiche di mercato che non sono le logiche del lavorare sicuro. Noi possiamo dire che questa azienda sta facendo investimenti da una prospettiva, però in questa fase di transizione le situazioni, i ritmi a volte sono esasperati ed è per questo motivo che succedono incidenti. Contrariamente a quanto si era capito in un primo momento, non tutti gli operai feriti sono stati dimessi lunedì. Il più grave è stato inizialmente in rianimazione e ha passato una notte in ospedale.